Ciao a tutti, oggi facciamo una puntata un po' particolare perché sia io che Franz che Carlo siamo molto impegnati in questi giorni e non siamo riusciti a trovare un giorno in cui eravamo tutti liberi nello stesso orario. Per questo motivo abbiamo deciso di registrare tre interventi separati che poi io monterò nel video finale. Iniziamo con il mio intervento che ho registrato e in cui ho fatto un riassunto di tutte le puntate con questo video, anche se vi siete persi i primi due riuscite a seguire benissimo il ragionamento. E ho effettuato quella che ho chiamato provocatoriamente la resa dei conti. Quindi ho matchato i dati relativi alle entrate e i dati relativi alle uscite e ho analizzato cosa ci dicono questi dati se incrociati fra loro. Dicono delle cose molto interessanti e fanno capire degli ordini di grandezza su cui stiamo ragionando e come potrebbe configurarsi una Sardegna, non dico indipendente, ma comunque autonoma in un vero sistema federale. Breve riassunto di quello che abbiamo visto finora registrato. Allora, iniziamo dal lato spese. Questo è l'elenco delle spese che la pubblica amministrazione crea o gestisce in Sardegna più o meno direttamente. Perché diciamo più o meno direttamente? L'abbiamo già spiegato, ma occorre sempre ribadirlo. Questi dati che ha raccolto Franz provengono da un dataset che è quello dei conti pubblici territoriali, quindi Istat, il quale include anche il cosiddetto settore pubblico allargato, ovvero, per capirci, caso Sardegna, la Banoa della situazione, caso nazionale, la RAI, l'ENI, eccetera, sono aziende che sono formalmente di diritto privato, quindi sono SRL o SPA nella maggior parte dei casi, ma sono possedute interamente o comunque in quota maggioritaria da enti pubblici, in alcuni casi da ministeri, in altri da comuni, regioni, province, eccetera. Quindi sono formalmente private, ma di fatto creano e gestiscono una spesa che è pubblica a tutti gli effetti. E quindi a nostro avviso è corretto inserirla nella nostra analisi. Questo è l'elenco delle spese, sono queste tre le colonne, sono sia in valore assoluto che in valore pro capite che in percentuale al PIL, che secondo me è la versione migliore, il dato migliore da analizzare e da guardare. Non entriamo nei dettagli perché per i dettagli rimandiamo alla puntata 1, però la cosa che salta all'occhio è che il totale di questa spesa, se parliamo in valore assoluto, è di 27,400 miliardi, quindi 27 miliardi e 400 milioni circa di euro che ogni anno, in questo caso nel 2018, la pubblica amministrazione gestisce in Sardegna. Questa cifra, a mio avviso spaventosa, rappresenta il 78% del PIL della Sardegna, e questa è la cosa che è veramente più rilevante secondo me. Quindi quasi l'80% del PIL della Sardegna, quindi degli euro che transitano in Sardegna, vengono appunto intermediati dalla pubblica amministrazione. Cosa abbiamo fatto insieme a Franz? Ovviamente qua sono tutti dati che io sto solo riassumendo, ma che sono stati raccolti e proposti da Franz. Franz ha ipotizzato una ripartizione di queste spese in due categorie. Quindi in un ipotetico sistema federale stiamo ipotizzando appunto che ogni singola di queste voci, ogni singola voce venga ripartita tra una giurisdizione federale, chiamiamola così, e una giurisdizione locale. Queste percentuali non sono legge, sono arbitrari, cioè le abbiamo proposte noi, Franz in questo caso. Ovviamente il file sta a disposizione, quindi ognuno di noi potrà giocare con le cell Excel per cambiare ognuno di questi valori, però è una ripartizione abbastanza sensata e basata su realtà federali già esistenti nel mondo, Svizzera, Germania, Stati Uniti su tutti, e alla luce di questa ripartizione che, come abbiamo già detto, non rappresenta la secessione, ma rappresenta una banale ripartizione secondo buon senso, la quale prevede tra l'altro, facendo una media ponderata di queste percentuali, un circa 60% della spesa gestita comunque a livello federale, quindi nel nostro caso diciamo Roma, e il rimanente 40% circa che invece rimane in Sardegna e viene gestita esclusivamente in Sardegna. Stiamo appunto
modellando un ipotetico sistema federale. Alla luce di questa ripartizione, che ognuno di noi può cambiare a proprio piacimento, emergono delle altre spese che sono diverse da queste, ovviamente. Sono queste 3 colonne. Secondo questa ripartizione, più o meno la proporzione delle dimensioni rimane la stessa, cioè le voci che pesano di più sono più o meno le stesse, però il totale ovviamente cambia, ed è un totale che diventa 11 miliardi e mezzo, arrotondiamo. Quindi passiamo dai 27 miliardi e 4 della gestione attuale promiscua, chiamiamola così, a 11 miliardi e 6. Bene, quindi la domanda che sorge spontanea è: in un sistema federale noi comunque avremmo 11 miliardi e mezzo abbondanti da gestire esclusivamente con le nostre risorse, che rappresenterebbero a parità di condizioni, quindi a parità di PIL, a parità di economia sarda del 2018, rappresenterebbero il 33% del nostro PIL, quindi un terzo del nostro PIL. Passiamo al lato entrate. Quanto riesce ad incassare ogni anno, a produrre come gettito fiscale la Sardegna? Anche in questo caso, per i dettagli, si rimanda alla puntata 2, però possiamo dire che innanzitutto le voci principali da analizzare, a mio avviso in questo caso, poi vediamo gli ospiti cosa diranno, si fermano qua. Cioè, in questa sede secondo me è opportuno fermarci al totale delle entrate correnti, trascurando i trasferimenti in conto capitale, che a parte sono anche una quantità molto minore, però secondo me non colgono appieno quello che vogliamo dire e non sono perfettamente adattabili a questo contesto. Però ovviamente se qualcuno è d'accordo, insomma ne parliamo. Ad ogni modo, io mi fermo qua, le entrate correnti. Ogni anno la Sardegna, in valore in senso lato, adesso vi spiego perché dico in senso lato, riesce a generare 21 miliardi e 200 milioni di gettito fiscale, chiamiamolo così, entrate fiscali. Innanzitutto la prima cosa che salta all'occhio è che siamo in grado in questo caso di calcolare una sorta di pressione fiscale della Sardegna. Quindi attualmente in Sardegna c'è una pressione fiscale di oltre il 60%. Ovviamente è una stima, ovviamente non è precisa al centesimo, però è un importante ordine di grandezza che secondo me deve far riflettere ed è molto affidabile a mio avviso. Quindi diciamo che circa il 60% di ciò che ognuno di noi produce, crea col proprio lavoro, con la propria attività, il 60% viene divorato dalla spesa pubblica, comunque dalla gestione burocratica del nostro sistema sociale ed economico sardo. Quindi questa è la prima cosa che volevo dire. Poi, cosa abbiamo fatto? Parallelamente a quello che abbiamo fatto per le spese, abbiamo applicato lo stesso principio alle entrate in modo assolutamente coerente. Perché? Perché ovviamente nel lato spese, giusto per fare un esempio che è quello che è più devastante secondo me, è questo, no? Quello della previdenza. Una volta che noi diciamo che siamo un sistema federale e che quindi tutto il sistema previdenziale viene gestito dal punto di vista federale, quindi centralmente, ovviamente e questo è assolutamente pacifico, ma se noi accettiamo questo, quando passiamo al lato entrate, ovviamente non possiamo considerare come facevamo prima i contributi sociali come entrate, ovviamente, perché se da un lato non vogliamo spendere 5 miliardi, dall'altro ovviamente non potremo neanche incassare quei 5 miliardi, o meglio la sua contropartita, in questo caso 4,8. Scusate, non sono 5 miliardi ma sono oltre 8. Sono 8,5. Poi sarà anche chiarito di più maggiormente questo aspetto nel finale. Quindi secondo questo principio assolutamente coerente e oggettivo, abbiamo deciso che dalle nostre entrate attuali noi in questo sistema ipotetico federale che abbiamo studiato e ipotizzato non possiamo conteggiare di sicuro i contributi sociali, e inoltre abbiamo eliminato le imposte dirette, appunto perché secondo le esperienze più di successo di questo tipo di sistemi è opportuno che sia così, non c'è ben altro da argomentare. Benissimo, secondo questa nuova appunto ripartizione, in questo caso delle entrate, noi abbiamo un gettito fiscale
qualora applicassimo questo sistema che noi abbiamo ipotizzato, pari a 10 miliardi circa, più o meno. Anche in questo caso è opportuno dare un'occhiata al livello, alla percentuale di su PIL di queste voci, che sono percentuali importanti e che raggiungono anche in questo caso quasi il 30% del nostro PIL. Quindi anche in questo caso si può ragionare su quanto pesa. Ricordatevi che in questo caso stiamo parlando di entrate fiscali, ok? Perfetto. Questo è il riassunto delle precedenti 2 puntate. Arriviamo alla resa dei conti, che ho così come l'ho provocatoriamente chiamata, e cioè matchiamo il tutto. Incrociamo i dati. Innanzitutto voglio fare un off topic, come l'ho chiamato. Non c'entra molto, o meglio, c'entra in realtà, però non è diciamo l'oggetto principale di questo percorso che abbiamo fatto con Franz e Carlo, ma è opportuno notare che il nostro sistema previdenziale è un po' così in tutta Italia, non è un'eccezione, però come dire, a fronte di 5 miliardi quasi di contributi sociali che ogni anno i lavoratori sardi pagano, c'è un'erogazione invece di prestazioni previdenziali di 8 miliardi e mezzo. Quindi diciamo il nostro sistema previdenziale in questo momento è in rosso di quasi 4 miliardi di euro. 4 miliardi di euro. Questo è un off topic, però è importante saperlo. Allora, se noi sommiamo le entrate e le spese che abbiamo prima analizzato, contestualizzate in questo sistema federale studiato da noi e proposto da noi, arriviamo a questo scenario globale, come l'ho chiamato, ovvero arriviamo alla spesa che abbiamo visto essere di 11 miliardi e mezzo e alle entrate autonome che nascono e rimarrebbero in Sardegna, che sono all'incirca di 10 miliardi. Quindi diciamo in questo ipotetico scenario federale noi avremmo 1 miliardo e 6 di saldo negativo, saldo che è appunto la differenza banale fra entrate e uscite della Sardegna in questo scenario. Quindi ovviamente questo porta a delle riflessioni che adesso propongo agli ospiti. Innanzitutto faccio notare che sono 1 miliardo e 6, sono tantissimi, ma non sono i 5 miliardi famosi di cui abbiamo tante volte parlato, il famoso residuo fiscale. Perché? Questo non vuol dire che il residuo fiscale dice una bugia, dice la verità, però come abbiamo detto già dalla prima puntata insieme a Franz, su Liberi Oltre allora, il residuo fiscale è lo strumento sbagliato per valutare se un sistema federale può o no reggere in prospettiva in un territorio. In questo caso, banalmente, siamo passati da un qualcosa di apparentemente insormontabile, un Everest, quei 5 miliardi, a 1 miliardo e 6, che è sempre tantissimo, ma è estremamente meno di 5 miliardi. Quindi già questo fa capire come la nostra logica, che abbiamo spiegato dalla prima puntata, è coerente, è giusta. Perché? Perché in questo modo il residuo fiscale è quasi fuori tema, cioè il residuo fiscale, come abbiamo detto, fotografa l'istantaneo, l'oggi, ma non riesce a proiettarsi in un futuro ipotetico sistema federale, mentre in questo caso noi siamo riusciti a fare questo scenario e abbiamo visto che l'ordine di grandezza dimensionale è molto diverso, per quanto comunque preoccupante. A questo punto, banalmente, le cose sono due. Io dico, o il PIL cresce in maniera esorbitante in Sardegna e quindi abbiamo un aumento anche del gettito, quindi l'aumento del PIL si influenzerà, diciamo, e si tradurrà in un aumento di questo importo, che potrebbe diventare 12 miliardi ad esempio, quindi 2 miliardi in più di gettito fiscale. Sto ovviamente sparando numeri a caso, ma se così non fosse, quindi a parità di condizioni, bisogna per forza agire in qualche modo tagliando quelle spese che io qua ho di nuovo riportato, che provengono da questo foglio, ma che sono ovviamente solo queste, non possono essere queste, sono queste perché sono quelle che noi effettivamente gestiremmo in un sistema federale. La mia visione è che ci vuole un po', ovviamente. Cioè, da un lato non possiamo immaginare che il PIL resti fermo,
ma dobbiamo sperare e far sì che il PIL cresca, però dall'altro non possiamo ignorare che ci sono delle spese che vanno assolutamente tagliate se vogliamo appunto vivere in modo più autonomo e più, io direi, anche dignitoso. In questo modello ipotizziamo che il PIL rimanga fermo, giusto per capire anche l'effetto dimensionale, no, delle spese. Ipotizziamo che il nostro PIL rimanga fermo e io ho riportato qua le spese, sempre con una barra orizzontale che dà l'idea della dimensione rispetto alle altre, e ho arbitrariamente ipotizzato una percentuale di taglio brutale se vogliamo, che potrebbe riuscire a garantire a parità di PIL. Ricordiamoci che il PIL può crescere ma può anche decrescere, e anzi ultimamente è quello che accade molto più frequentemente. Ho ipotizzato un taglio delle voci per poter appunto autosostenere un sistema federale sardo. Ovviamente qual è il discorso? Che io ritengo che nonostante tutto ci siano delle voci che non debbano essere tagliate, ma anzi debbano essere aumentate e quindi espanse. Infatti non a caso qua vedete che la percentuale in alcuni casi è verde, diciamo, in questo caso io ho auspicato un aumento delle spese, e in alcuni casi è rossa, quindi in questo caso io ho auspicato un taglio. Che dire? Innanzitutto ho cercato di tagliare ciò che pesa di più, o comunque ciò che secondo me è più eticamente giusto tagliare. Ovviamente non mi sognerei mai, come potete vedere, di tagliare questa spesa, che nonostante sia la più grossa, che ovviamente è la sanità. Come vedete in questo caso io non ho minimamente proposto di tagliare la sanità, anche se possiamo parlarne quanto possa essere gestita meglio la spesa pubblica in sanità, però di sicuro non mi sognerei mai di proporre di tagliarla, o perlomeno non in questo modo. Quindi ho ipotizzato delle percentuali tali che per via di questo taglio, quindi poi prosegue qua, per via di questo taglio con delle variazioni qua percentuali e qua in valore assoluto, si arrivi banalmente a una somma di variazione che più o meno sia uguale o comunque non minore, che riesca a coprire questo saldo ipotetico, quindi questi 1,6 miliardi, infatti qua più o meno arriviamo a 1,6 miliardi. Qua chiudo. Ho deciso di tagliare drasticamente l'amministrazione centrale del 60%, stiamo parlando di quasi 2 miliardi di euro in un sistema federale, perché invece ad oggi sono 2 miliardi e 7 di euro, quindi quasi 3 miliardi di euro. Ed è un passo questo qua che secondo me è assolutamente inevitabile, proprio secondo me negare questo aspetto è un po' cercare di mentire a se stessi forse, perché è impossibile riuscire a mantenere a parità di tutto il resto questa tipologia di sistema amministrativo, burocratico, pubblico in Sardegna, è assolutamente impensabile. Ho auspicato ad esempio un raddoppio, quindi un 100% di aumento della ricerca e sviluppo. Ho auspicato aumenti comunque importanti per istruzione, formazione e sistema della giustizia. Soprattutto istruzione, formazione e ricerca e sviluppo io credo che siano le cose più importanti per una Sardegna in prospettiva. E poi sono stato costretto, se vogliamo, perché davvero le altre spese in questo momento appaiono quasi intoccabili, ma proprio tecnicamente intoccabili, non per una questione di motivazioni etiche o politiche. E mi sono concentrato su queste voci, che sono voci relative ai cosiddetti sussidi, senza cosiddetti, sono di fatto sussidi che la regione Sardegna, tramite le tasse dei sardi, paga a settori che non è assolutamente scontato che servano prima di tutto e che vengano spesi nel modo corretto e che ottengano soprattutto i benefici e i risultati sperati. Quindi settori come agricoltura, pesca, turismo, commercio, industria, artigianato e altri in campo economico, qua temo ci sia di tutto, in un sistema federale raggiungono, se evidenzio le celle qua in basso c'è la somma, raggiungono 860 milioni di euro. Questo è un sistema federale. Se noi torniamo nel lato spese, dove vediamo quello che attualmente è, quindi la fotografia della Sardegna nel 2018, e prendiamo le stesse identiche voci, quindi agricoltura,
pesca, turismo, commercio, industria, artigianato e altri in campo economico, noi, sempre guardiamo qua, arriviamo a 2,8 miliardi. Ok, quindi la regione Sardegna, tramite le tasse dei sardi, ogni anno paga quasi 3 miliardi di sussidi. Ok. That's it. Non mi viene da aggiungere altro se non appunto mostrare che si tratta ovviamente di un modello ipotetico, sono delle un po' forzature anche se vogliamo mie, soprattutto qua, ma aiutano a capire l'ordine di grandezza innanzitutto e quali possono essere le soluzioni concrete da attuare al netto di eventuali miracolosi aumenti di PIL. Perché dico questo? Perché ovviamente l'aumento di PIL spesso è una conseguenza, non è una causa. Ovvero noi tagliando determinate spese che possono essere invece più fruttuosamente utilizzate per incentivare la libera iniziativa, a incentivare le aziende sarde ad aprirsi ai mercati esteri, incentivare la ricerca e sviluppo e l'istruzione che a loro volta sono motori di sviluppo, ovviamente il nostro PIL aumenterebbe. E quindi queste spese, ovviamente da un lato diminuisci la spesa, ma dall'altro stai contestualmente aumentando le entrate, ovviamente in una situazione prospettica, quindi non a caso il nostro canale si chiama Sardegna in prospettiva, perché guardandola oggi la situazione è questa, non possiamo che andare, o meglio è questa, e noi non possiamo che andare in prospettiva, ed è quello che noi cerchiamo di fare. Adesso chiudo questa registrazione e do la parola agli ospiti. Ora è il momento di sentire l'intervento di Franz. Bene, ciao a tutti anche a voi. Volevo aggiungere all'ottimo riassunto che ha fatto Gianni sulle 2 puntate precedenti un po' il mio riepilogo. Come dovrebbe essere abbastanza chiaro cercare di passare da un sistema centralizzato come quello attuale, che abbiamo illustrato bene o male nella prima e seconda puntata, ad un sistema federale che abbiamo accennato ipotizzando delle percentuali di suddivisione tra federale e locale, non è una cosa facile. Non è una cosa facile perché partiamo dai dati attuali che sono veramente fuori dalla norma per un paese federale e vorremmo arrivare a dati completamente diversi. Però siamo riusciti a individuare un percorso che comincia prima di tutto individuando tra le spese dello Stato quali potrebbero essere le spese che lo Stato locale, quindi la Sardegna nel nostro caso, si impegna a gestire. E poi in secondo luogo, le entrate tributarie che questa giurisdizione potrebbe avere, autonome. Questo esercizio, che compone quindi spese e entrate locali, ci porta a una realtà completamente diversa. Ed è da qui che dovremo partire, perché non è il punto di arrivo, è appunto un punto di partenza da cui potremmo poi avanzare anno dopo anno, decennio dopo decennio, per una situazione che magari potrebbe anche avvicinarsi a quella tedesca, la svizzera, austriaca, australiana, canadese. Quindi quello che abbiamo appena abbozzato in queste 2 puntate è un po' un esercizio di partenza rispetto a un percorso che potrebbe essere molto lungo e chiaramente ci chiediamo quanto sia possibile, quanto sia auspicabile, quanto sia praticabile. Lo scopriremo giorno per giorno o video per video e quindi arrivederci ai prossimi tentativi. E infine, come di consueto, il parere anche di Carlo Sanna, il quale dà una visione sempre un po' più giuridico-politica e in questo caso fa degli interessanti consigli per gli acquisti in termini di libri molto interessanti da leggere che aiuterebbero a capire molto,
molto più a fondo il contesto di cui stiamo parlando e in cui stiamo cercando di effettuare le nostre analisi. La parola a Carlo. Grazie Gianni e grazie Franz per questi strumenti, per queste tabelle meravigliose. Grazie a questi strumenti possiamo immaginarci una realtà diversa. Abbiamo una finestra sui numeri della Sardegna che stimola il nostro immaginario. Mi piacerebbe che anche gli attori politici si facessero molte delle domande che ci stiamo facendo noi, se sia davvero sostenibile un'economia sussidiata in questo modo, 1.600.000 persone che spendono quasi 3 miliardi nell'amministrazione generale. Pensare ancora di sussidiare un'economia con quasi 3 miliardi. L'economia sarda dovrebbe stare sulle proprie gambe e la politica dovrebbe agire in maniera responsabile, ma sembra che questi argomenti non interessino a nessun attore politico in questo momento. Mi sembra che tutto l'arco parlamentare in generale sia orientato alla ricerca di denari e non a efficientare, a orientare la spesa esistente verso settori importanti come la ricerca e lo sviluppo. Quindi non mi sembra che ci sia una presa di responsabilità. Di contro, cercando un lato positivo anche in questi momenti così tragici, sappiamo bene che la storia economica ci dice che a volte eventi straordinari, anche nefasti, come una guerra, come una pandemia, la peste nera, e perché no, magari in questo caso il Covid, mettono la società, il legislatore e gli attori politici di fronte all'esigenza irrinunciabile di effettuare un cambiamento drastico nella distribuzione del potere, nella distribuzione della democrazia, nella gestione del potere. Credo che sia assolutamente necessario stroncare la vulgata comune e il dogma che ci dice che a più spesa corrispondono servizi migliori. Non è vero e non è sostenibile anche paragonando la nostra condizione a quella di altri stati. Quindi la responsabilità, ricercare la responsabilità e iniziare un cammino verso la responsabilità credo che sia irrinunciabile. Per effettuare un cambiamento è necessario porsi il dubbio e ascoltare voci diverse. Ecco perché mi permetto di consigliare 3 libri che magari finiranno sotto il vostro albero di Natale, me lo auguro, e mi auguro che stimolino le vostre considerazioni su questi temi così sensibili. Dunque, il primo libro ha un titolo chiaro che io adoro, è Parassitismo politico e lotta di classe. È un libro di filosofia che comunque riprende in generale la tesi abbastanza logica che a un'espansione della burocrazia corrisponda un malessere della società, ossia una società dove i taxpayers sono costretti a mantenere una burocrazia malata di elefantiasi, è una società malata, e questo è logico, ve ne accorgerete attraverso le parole e lo scritto dei vari autori che hanno partecipato. Il secondo libro che mi sento di consigliare è un classico della storia economica, è un libro bellissimo che personalmente mi sono mangiato, ed è Perché le nazioni falliscono di Daron Acemoglu e James Robinson. È un classico della storia economica. Credo che Acemoglu sia in questo momento l'economista i cui paper sono più citati. È veramente un bel libro, è una finestra sulla storia economica dell'uomo, vi spiega con dovizia di esempi storici, dati e aneddoti che una società sana è una società dove vige la distruzione creatrice del filosofo Schumpeter, dove praticamente le istituzioni non sono arroccate, dove c'è la possibilità che gli attori politici vengano riciclati, anche l'economia subisce un influsso benefico, e gli attori economici e attori politici, attraverso una tensione generale, portano benessere alla società. L'ultimo libro invece che mi sento di consigliare è un libro che riguarda la situazione italiana e la possibilità concreta che le istituzioni possano cambiare. È un libro che parte dall'esistente, ossia dalla tensione fra regioni e Stato in merito al regionalismo differenziato, e si intitola Autonomia, differenziazione e responsabilità. Già il titolo fa capire bene che gli argomenti sono quelli che abbiamo trattato in queste 3 prese con Gianni e Franz. Magari nei sottotitoli metteremo casa editrice e autori, di modo che se avete piacere potrete regalarveli. Grazie. A presto, ciao!
Non aggiungo altro, c'è molto su cui riflettere, su cui ragionare, in modo però sereno, distaccato e razionale, quello che noi proviamo sempre a fare, senza farci trascinare da ideologie o da sentimenti, come dire, troppo emozionali. Noi vogliamo ragionare a mente fredda. Grazie a tutti e aspettiamo commenti e domande. Ciao!